Panorama Sardo, in collaborazione con Cofimer, il primo consorzio di garanzia collettiva Fidi a sostegno del terziario, in Sardegna. Con Remosa, l'energia green del futuro è di casa. Suentu, vini nuovi da terre antiche. Fratelli Cellino, la qualità è emozione. CNA, l'associazione degli artigiani e delle imprese italiane. Grafiche Ghiani, l'esperienza di una vita, l'innovazione più avanzata. SE Trand, settore ecologia, dal 1979 al servizio dell'ambiente in Sardegna. Formazione e governance del capitale umano. Oramai mi sa che questi sono davvero i punti saldi per uno sviluppo della Sardegna, soprattutto alla luce dei cambiamenti che stanno avvenendo a livello mondiale. Siamo in una fase di enormi transizioni, c'è una transizione demografica, c'è una transizione digitale, c'è una transizione energetica. Le competenze sono al centro di tutto questo percorso. Noi dobbiamo lavorare perché anche in Sardegna i giovani, ma tutte le persone, vengano sostenute in un percorso di cambiamento, in un percorso di crescita professionale che le consenta di vivere questa fase di transizione con la dovuta sicurezza, con la dovuta certezza. Noi siamo impegnati in questo percorso come CISL, lo siamo con tutta la nostra attività negoziale, con gli enti bilaterali, lo siamo con il sistema della formazione professionale, abbiamo lo IAL che si occupa di aiutare e accompagnare le persone in questo percorso molto complicato. In Sardegna scontiamo tanti gap, lo sappiamo, a partire dai trasporti, dall'insularità. A che punto siamo? Cioè i giovani oggi che competenze hanno? Visto che voi avete comunque anche un osservatorio privilegiato. Noi abbiamo un problema in Sardegna di una differenza di competenze che non si riesce, diciamo, in qualche misura a parificare rispetto al resto del paese. Abbiamo tante persone che sono fortemente impegnate, hanno capacità comunque di crescere, sono curiose, spesso vanno anche fuori per maturare esperienze. Abbiamo la necessità di costruire un sistema produttivo che sia in grado di accoglierli, di accompagnarli, di dargli possibilità e prospettive. Noi pensiamo che sia arrivato il momento di parlare di politica economica, di sviluppo del sistema regione, pensiamo a un patto che parli di sviluppo, di occupazione e di formazione. Di questo dobbiamo assolutamente occuparci, lo abbiamo proposto alla Giunta, ne abbiamo parlato con la Presidente Tode, ne parleremo oggi in questa giornata. È arrivato il momento di mettere a sistema tutta una serie di opportunità che esistono ma che devono generare un futuro basandosi su alcune opportunità sistemiche che sono alla nostra portata. Pensiamo ad esempio alla nautica, grande opportunità e grande visione per questa nostra Sardegna, dentro il sistema industriale. Pensiamo all'Instant Telescope che può essere quel grande acceleratore di sistema e di sviluppo su quale appunto andare a guardare la Sardegna del domani. Per farlo noi dobbiamo pensare a una Sardegna che si prepara nella infrastruttura delle competenze, lo deve fare con una grande lucidità, lungimiranza e visione, lo deve fare con un sistema che si organizza per permettere alle persone di diventare più adeguate ai tempi che cambiano. Serve una regia regionale, una regia stabile, una regia permanente, proprio per dare opportunità soprattutto ai giovani, naturalmente partendo dalle competenze.
Sì, noi dobbiamo partire da un dato positivo. La Sardegna, insieme alla Sicilia, negli ultimi 5 anni, quindi dal 2019 fino al 2024, è stata la regione col PIL più alto d'Italia, e questa è una cosa che fa capire che quando ci vengono date le condizioni di poter creare lavoro, di poter creare sviluppo, noi lo facciamo anche meglio degli altri. Bisogna partire dalla scuola, dall'istruzione e dall'università, creare delle ancore e far capire che chiaramente anche le competenze stanno cambiando, e quindi noi dobbiamo investire sulle competenze, dobbiamo investire su un percorso e quindi anche riportare e mantenere e attrarre giovani all'interno della nostra isola. La fuga di cervelli è purtroppo un tema italiano, non solo sardo, ma anche di altri territori europei, perché io giro un po' tutta Europa, quindi il problema demografico legato ai giovani e della fuga di cervelli è un problema comunque consistente. In Italia in particolare, e in Sardegna sappiamo bene di cosa parliamo. Oggi però ci sono delle opportunità. Le opportunità sono prevalentemente legate al digitale, dove ormai post-Covid le barriere sono completamente distrutte, le barriere classiche di posto di lavoro, no? Quello, come dicono gli americani, workspace and people, non si incontrano più, cioè il posto di lavoro e i lavoratori non necessariamente devono stare nello stesso punto, e qua si aprono le possibilità. Perché, come dicevamo, territori di questa bellezza, di questa capacità possono essere attrattivi in tanti modi, sulla parte scientifica, sulla parte digitale, di innovazione, di aerospace. Ci sono tanti posti che non necessariamente hanno bisogno di un building, cioè di una configurazione infrastrutturale necessaria, e questa è una realtà. Oggi anche negli enti pubblici, dove sembrava quasi impossibile, io ero amministratore delegato in un'azienda pubblica ai miei dipendenti sino a 2 anni fa, oltre il 70% sono in smart working, e ci sono ragazzi che arrivavano dalla Campania, fanno 2 giorni in Campania e 3 giorni in Campania e 2 giorni a Roma, per dire. Ovviamente le infrastrutture sono diverse, però in realtà io, viaggiando tutte le settimane dalla Sardegna verso la penisola, ho decine e decine di colleghi che viaggiano tutte le settimane, che si muovono, quindi non necessariamente le barriere spaziali sono un vincolo, e questo è un territorio che può attrarre, perché è un territorio dove la cultura, come dico, salva sempre tutto. È proprio su questo che bisogna costruire un pilastro, perché oggi innovazione e cultura, anche dimensioni umanistiche, contrariamente a quello che si pensi, le professioni oggi più ricercate al mondo in assoluto sono, filosofo con competenze digitali, dove comunque si può ragionare non necessariamente in un tema di spazio o di spazio fisico dove lavorare, ma sicuramente attraverso le tecnologie digitali si può ricostruire un ambiente utile per i giovani, costruttivo, ovviamente culturale, che può tranquillamente vincere le sfide sia demografiche che di spazio. Una cosa forse che penalizza questo territorio è la mancanza di infrastrutture per la viabilità. Quanto questa problematica delle infrastrutture, soprattutto per quanto riguarda la viabilità, penalizza i nostri giovani? Allora, diciamo che su questo quello che potrebbe essere un vero vincolo complessivamente, avendo lavorato in tante tipologie di enti pubblici e venendo anche dalla sanità, sicuramente è il presidio sanitario, perché rispetto ad altre infrastrutture anche di mobilità, dove il tempo di processo può essere anche lungo ma colmabile con strumenti digitali, il presidio sanitario è fondamentale. Quindi anche nel ridisegno in altri territori, ho visto un modello per esempio in Australia, dove si ridisegnavano fuori dalle città dei presidi per esempio per persone anziane, ma l'unica cosa che ha fatto ripopolare determinate zone è la parte sicura del presidio sanitario. Quello è imprescindibile, senza quello non è possibile fare comunità, perché non ci sarà nessuno che anche lavorando online si trasferisce dove non c'è una sicurezza, sociale, tra virgolette, e sanitaria. E ovviamente sulle infrastrutture tanto si può fare, perché ancora tanto si può fare, però è anche vero che una zona dell'interno ha necessità di un investimenti fortissimi in infrastrutture, che non è che non si possono fare, ma necessitano di tempo e una pianificazione di lunghissimo periodo che in ogni caso non è immediata. Quindi si può attrarre, però io partirei sicuramente dalla parte di social security, che è oggi il problema principale, cioè la sicurezza sociale e sanitaria. Su quello puoi costruire anche degli hub dove anche i giovani possono stare e possono risiedere. Lula, Sosenatos, le condizioni straordinarie ce l'ha dai tempi dei nuragici, poi è passata per i romani, poi è passata per l'estrazione
moderna dell'Ottocento. Prima si scavava in queste gallerie, ora si sentirà dal silenzio di quei territori, si studieranno le onde gravitazionali, quindi il silenzio della dismissione che io purtroppo ebbi modo anche di seguire quando facevo il segretario qui a Nuoro, e quindi c'è una certa emozione in me. Il primo degli obiettivi è formare le competenze e far sì che questa grande infrastruttura del sapere abbia la capacità di dare risposte importanti al territorio e quindi non sia un'infrastruttura calata dall'alto, ma sia un'infrastruttura che il territorio sente sua, la sente come sua figlia. Sta lavorando molto bene il territorio per cercare di portare a casa questo importante investimento, sta costruendo delle alleanze importantissime. Noi come organizzazione sindacale ci mettiamo a disposizione di questo processo di accompagnamento che vedrà anche il coinvolgimento di tanti lavoratori e di tante lavoratrici, e come tale non possiamo rimanere inerti ad osservare, ma mettiamo in campo una forza importante, una forza sociale che in questo territorio fino ad oggi ha dovuto affrontare i temi della crisi, e una volta tanto ho l'opportunità di tornare a Nuoro per parlare di futuro, di prospettive, di giovani, di formazione, di rapporti nuovi con la regione, con i comuni. Quindi temi importanti e anche molto belli che danno il senso di una politica del fare che è importante mettere in campo. L'importante è crederci ed essere ottimisti, soprattutto coloro i quali hanno deciso di voler mettere in campo le ragioni del riscatto di questo territorio, non abbandonandolo. E quindi io penso che un segnale a questo pezzo importante di Sardegna resistenziale che sta qui nelle zone interne, la politica, e quindi parlo di governo regionale ma anche di governo nazionale, ma parlo anche di Europa, debbono darla. Ci sono delle periferie che possono fare molto. Nuoro è una di quelle periferie che ha delle condizioni ottimali per poter accogliere un'infrastruttura straordinaria come questa, come hanno fatto altre realtà apparentemente marginali in Sudafrica, in Giordania, in Cile, in luoghi anche più, diciamo così, marginali e a volte anche degradati. Il nostro non è un territorio degradato, hanno potuto dare risposte alla comunità scientifica internazionale perché c'erano delle condizioni straordinarie. È un territorio che offre molto, ma le opportunità bisogna saperle cogliere. È soprattutto un territorio che i giovani comunque vogliono continuare a vivere, ad abitare e a lavorarci. Esatto, noi abbiamo notato nelle ultime rilevazioni quanto la presenza giovanile che si cimenta nell'imprenditoria, quindi buttandosi anche senza rete in un mondo difficile, ci dicano la voglia che hanno di restare in questo territorio. Dovremo continuare a incentivare questo percorso di permanenza, che è un percorso che inizia con i giovani e speriamo propaghi la propria energia anche a tutti coloro che insieme a loro vogliono proseguire a vitalizzare questo territorio. L'obiettivo dell'incontro di oggi è quello di analizzare la condizione attuale della Sardegna, misurandoci anche con una dimensione internazionale. Uno degli ospiti ci darà proprio questo spaccato, e all'interno di questo riconoscere le difficoltà che già abbiamo, perché il mismatch è una realtà, cioè la mancata corrispondenza tra le disponibilità di competenze rispetto al mondo del lavoro che offre occasioni, e quindi questa rilevazione ci deve portare a fare una scelta di campo.
Valerio, sono oltre 7.000 le malattie complesse in Sardegna che riguardano il bambino e l'adulto. Tra queste tante vengono definite rare, ma la loro incidenza sta aumentando. Se ne è parlato al secondo congresso che ha appunto per titolo Malattie complesse in Sardegna dal bambino all'adulto nell'aula Azza dell'Arnas Abruzzo. Numerosi i luminari della disciplina, curato da Peppino Masnata, direttore della pediatria del Brozzo, sono accorsi a commentare un segmento della medicina e della sanità regionale e nazionale anche Mario De Gennaro, già chirurgo e primario al Bambin Gesù di Roma, Francesco Cucca, genetista di fama mondiale, ordinario di genetica medica all'Università di Sassari, e Francesco Montoni, cagliaritano ma primario al Great Ormond Hospital. Insomma, 2 giorni straordinariamente impattante sulle novità del settore. Parlare di malattie complesse in Sardegna cosa significa? Significa parlare di circa 7.000 pazienti seguiti presso la pediatria dell'Arnas Abruzzo e significa parlare di un totale di pazienti affetti in età pediatrica e in età da giovani adulti di 30-40.000 persone in Sardegna. Quali sono le complicanze, i percorsi, le metodiche che devono essere vicine a questo genere di pazienti? Questo genere di pazienti mette alla prova un approccio multidisciplinare integrato che è sempre più difficile con la contemporanea assenza di risorse dedicate. Ecco, risorse dedicate, quindi un'attenzione particolare anche dai decisori politici. Cosa vi aspettate? Noi ci aspettiamo, anche se in un clima di delusione per la gravissima denatalità, un'attenzione maggiore ai pazienti complessi, soprattutto in età pediatrica, perché facendo la migliore prevenzione di qualità delle cure in età pediatrica riusciamo ad avere degli adulti sempre più sani. Ecco, a proposito di cure, che ruolo ha la ricerca? Quali sono le ultime scoperte, ma comunque le ultime indicazioni in termini di letteratura da applicare anche qui in Sardegna? È molto semplice, la ricerca ci dà un'accelerazione clamorosa nei percorsi di cura e nell'identificare malattie anche genetiche che sottendono alla complessità del paziente. Questa è la seconda edizione del congresso che associa anche identitarietà, ci sono aspetti che riguardano le caratteristiche della Sardegna, ci sono ospiti nazionali e internazionali. Qual è il suo obiettivo e quale rimane, come dire, il bersaglio da centrare nel mettere assieme tante personalità della medicina e non solo? È una collaborazione che avviene in rete dentro la Sardegna, che è una rete ancora da costruire perché sia sempre più efficace, è una rete che va oltre i confini della Sardegna a livello nazionale e internazionale. Le collaborazioni maggiori ce le abbiamo con gli ospedali nazionali di riferimento come il Bambin Gesù, come il Policlinico di Milano, come l'ospedale Meyer, come l'ospedale Gaslini, Padova, Burlo, sono tutti centri di medicina pediatrica di secondo e terzo livello che stanno in rete con noi. Oggi abbiamo invitato delle figure di riferimento di questi ospedali, possiamo nominarne qualcuna, dal Great Ormond Street Hospital il professor Montoni, che è un cagliaritano, che è uno dei maggiori esperti mondiali di malattie neuromuscolari, per passare attraverso un nostro grande genetista che è il professor Cucca e tutti gli altri partecipanti alle letture iniziali come il professor De Gennaro, già direttore al Bambin Gesù, e il professor Fanos, che è il direttore della scuola di specialità di pediatria della Sardegna. Dottor De Gennaro, cosa significa parlare di malattie complesse nel 2026 con la ricerca che ventre a terra cerca di trovare risposte a tanti piccoli e medi pazienti? Ma è una questione di coraggio e di umiltà, userei questa parola, perché per affrontare problemi complessi, che non sono soltanto problemi difficili, ma sono problemi con diverse sfaccettature di salute, ci vuole umiltà, bisogna rendersi conto che non è un mestiere che si fa da soli, si fa in compagnia, in squadra. Lei dirige una struttura importante, è al Bambin Gesù da decenni. Sottolinea giustamente
È una lunga esperienza e direi che da più o meno lo stesso periodo in cui io ho iniziato al Bambino Gesù, il dottor Masnata ha cominciato qui in Sardegna, abbiamo lavorato insieme a Roma per un po' di tempo, poi lui è stato a Londra a perfezionare la conoscenza delle cose di urologia pediatrica e abbiamo potuto, stando con il mare di mezzo, poter collaborare a distanza, vista la fiducia reciproca che negli anni si è sempre più consolidata. Quali sono le patologie che dovete affrontare e che la società contemporanea vi chiede? E dentro queste qual è il messaggio di speranza e di compostezza medica che si può dare a una famiglia che ha un bimbo alle prese con una di queste patologie? Ma io parlo più della parte chirurgica, che era quella che mi ha tolto qualche notte insonne, e sono malformazioni congenite che si vedono già prima che nascano i bambini. Molte situazioni si risolvono da sole, qualcuna bisogna affrontarla dopo la nascita, però il fatto già di sapere che può risolversi semplicemente con la crescita dà ai genitori quella fiducia che serve per poter lottare insieme alle famiglie per il bene di questi bimbi. Poi è così una soddisfazione rivederli magari che ti portano un figlio da adulti, quella è una... C'è un problema tante volte di comunicazione organizzativa tra chi si occupa di bambini e chi si occupa di adulti, e noi la chiamiamo transizione di cure, perché mancano delle figure specifiche che si possono creare, quindi c'è ancora molto da fare, perché il bambino mentre cresce ha delle esigenze ovviamente differenti da quando era piccolo, quindi ci vogliono dei medici che abbiano un'esperienza sia nell'una che nell'altra cosa e vadano avanti, io insisto, collaborando. Presidente, la seconda edizione di un convegno che mette assieme alcuni dei luminari della disciplina, il dottor De Gennaro, Francesco Montoni, caglieritano ma primario al Great Ormond Hospital, Francesco Cucca, genetista e tanti altri. Qual è la posizione dell'ordine? Lei è qui per portare un messaggio? La posizione dell'ordine è quella che è veramente orgoglioso che questi eventi avvengano a Cagliari. Grazie al dottor Masnata, sia l'anno scorso che quest'anno abbiamo messo in evidenza quali sono queste malattie complesse, tra cui le malattie rare, che alla fine non sono rare, perché sono molte e quindi rappresentano moltissimo, una fascia moltissimo abbondante della popolazione, perché il numero dei malati di malattie rare è molto elevato. Professore, il dottor Masnata descriveva in circa 7.000 malattie complesse, insomma un universo che la ricerca chiaramente affronta giorno dopo giorno. Qual è lo stato dell'arte? Lo stato dell'arte è un treno che va avanti, non c'è una risoluzione immediata e definitiva di tutto quanto, però quello che sta succedendo è che impariamo dalle cose che funzionano abbastanza bene come farle funzionare meglio, quindi per alcune di queste malattie ormai c'è praticamente una risoluzione definitiva, per altre non ancora, e quelle per cui non c'è ancora sono nel cantiere per migliorare le cose che facciamo. Ecco, lei ha un osservatorio non privilegiato, ma insomma di grande e di forte peculiarità nella letteratura scientifica, nel sistema, in una rete di specialità che appunto ha nella ricerca il focus quotidiano. Quali sono le malattie che si appresta la scienza a risolvere? Il mio lavoro è soprattutto sulle malattie neuromuscolari, quindi alcune delle malattie che sono tra l'altro tra le più comuni, l'atrofia muscolare spinale, negli ultimi 5 anni è passata ad essere una malattia letale nell'infanzia a una malattia curata e curabile, quindi con impatti enormi per quanto riguarda naturalmente sia questi bambini ma anche la gestione della sanità. Per altre malattie, io mi occupo soprattutto di distrofie muscolari eccetera eccetera, la prospettiva di questi pazienti è migliorata molto ma non c'è ancora una risoluzione. Quello che però è utile è che molte delle tecniche che noi usiamo in queste malattie diciamo neuromuscolari, che non sono rappresentative di tutte le malattie che esistono, però danno delle informazioni che poi possono essere applicate a tutte le altre malattie genetiche.
I linguaggi di Andrea Pazienza in occasione del suo non 70° compleanno. Al Teatro Massimo di Cagliari si celebra la memoria del Paz, genio del fumetto che a partire dal 1977 fino all'88 ha svolto un'intensa attività in numerose riviste: Cannibale, Alter Alter, Linus, Il Male, Frigidaire, Comic Art, solo per citarne alcune. Ha disegnato quadri, sceneggiature per il teatro e cartelloni cinematografici, tra cui La città delle donne di Fellini. Un artista geniale che ha raccontato le crisi esistenziali di un'intera generazione e le tensioni degli anni di piombo, regalando ai suoi lettori personaggi come Pentotal, Pompeo, Pertini e Zanardi. La serata vede la sinergia delle associazioni Sei in Storia di Marina Boeti e Lucia Cossu, dell'assessorato alla cultura della regione Sardegna di Mago Mundi, Cedac e Pamoia. Nell'incontro, moderato dallo sceneggiatore di fumetti e regista Bepi Vigna e dal giornalista Stefano Lai, parterre d'eccezione. Sono intervenuti Cinzia Leone, autrice di graphic novel e fondatrice del settimanale satirico Il Male, Fulvia Serra, mamma della rivista Linus, il fumettista Igor e Franco Serra, direttore della casa di produzione di cartoni animati Jersey. Noi abbiamo esordito entrambi su Alter Linus, quindi era la sensazione di un'esplosione. Lui era già Andrea Pazienza, già nel primo fumetto Pentotal. Poi, dico la verità, io gli ho aperto la porta al Male, perché io sono stata una fondatrice del Male, e quando gli ho aperto la porta, lui, non me lo dimentico, aveva dei guanti gialli, sembrava un fumetto di Walt Disney, e aveva un sorriso incantevole e degli occhi malinconici. Questo contrasto tra malinconia e seduzione è la chiave di volta della sua narrativa, del suo modo di raccontare, con parole e immagini. Gergo giovanile, dialetto, letteratura, ecco, c'è un erede di tutta questa fluidità di Pazienza oggi? Questa è veramente la domanda più difficile. Se devo essere sincera direi di no. Ce ne sono molti, vedremo alla prova della storia. Andrea ha retto, Andrea oggi avrebbe fatto 70 anni ed è un'icona trasversale. Io sono una disegnatrice di fumetti, sono un art director e sono anche una scrittrice. Ho avuto l'onore di presentare in questo teatro uno dei miei ultimi romanzi, ma dico la verità che Andrea era il più talentuoso di tutti noi. Spero che ci siano nuovi talenti che lo eguaglino. Andrea riusciva a raccontare con il cuore in modo spudorato, come nessuno ha raccontato una generazione, ma riusciva anche a essere allegro, satirico, folle. Andrea era tutto, Andrea era il top. Cinzia ci deve dare un annuncio in anteprima. Il 70° genitalicio di Andrea Pazienza coincide con una grande iniziativa. L'iniziativa oggi, questa nostra oggi pomeriggio qui a Cagliari, ma anche con il Maxi, una mostra incredibile, una mostra che per la prima volta porta il fumetto al terzo piano del grande spazio di arte contemporanea romana. Al terzo piano c'erano i grandi pittori, De Dominici, mostre importanti. Adesso c'è il fumetto, quindi una nuova arte, vecchissima, perché fumetto e cinema sono nati nello stesso anno, e adesso finalmente ottiene il suo riconoscimento e lo ottiene con Andrea Pazienza, e questo secondo me è un segno importantissimo. Buon compleanno Andrea. Pentotal, non si commuova ancora. Pentotal. Zanardi, Romeo, Pompeo, qual è il personaggio per eccellenza che racchiude tutta la complessità del Paz? Secondo me Pentotal, anche dal punto di vista del flusso delle pubblicazioni, Pentotal è stato il primo, ma Pentotal è stato tra gli ultimi. Pentotal, quindi lui ha usato molte maschere, come nel teatro classico, no? Il teatro greco, le maschere, sapete che anche gli uomini avevano delle maschere da donna quando interpretavano personaggi femminili. Lui ha usato queste maschere. Zanardi per raccontare la violenza, erano anni violenti quegli anni durissimi. Pompeo per raccontare la distruzione, la fibrillazione della droga, e Pentotal per raccontare se stesso, un misto di ingenuità, di follia. Pentotal l'ha accompagnato tutta la vita, quindi direi Pentotal. Un grande compleanno per Andrea Pazienza, si diceva, è un sito su cui reperire adesso tutte le informazioni. Da oggi, dal giorno del suo compleanno che festeggiamo qui al Teatro di Cagliari, da oggi è disponibile online sul sito www.andreapazienza.com
tutta la sua opera. È un lavoro incredibile che hanno fatto Mordente e il fratello di Andrea, Michele, e la sorella di Andrea, Marina, con anche la collaborazione di Marina Comandini, l'ex moglie. Insomma, tutti si sono messi insieme per raccontare questo grande artista che nel setaccio della storia è rimasto e rimarrà. Quindi in fondo questo è quello che dobbiamo aspettarci dall'arte, qualcosa che è stato lui il racconto di una generazione, ma non solo quello. L'ultima opera, Astarte, racconta la storia dei cani da guerra degli antichi romani. Ebbene, era molti anni prima del gladiatore, e il cane da guerra del gladiatore è il cane da guerra nel fumetto di Astarte. Bisogna anticipare i tempi, essere capaci di raccontare il passato e insieme il presente e il futuro. Oggi che Italia racconterebbe il Paz? Ma sarebbe abbastanza, diciamo così, perplesso sull'Italia di oggi. Lui ha sempre osato molto, quindi troverebbe sicuramente qualche elemento di interessante per lui, contando che era un autore che osava molto, e quindi bisognerebbe vedere adesso se gli sarebbe permesso osare così. Il mercato editoriale è molto diverso da allora, quindi è tutto molto più complicato. A tal proposito, mondo che cambia, mondo del fumetto che cambia, un giovane fumettista emergente studiando il Paz, cosa apprenderebbe per lei? Ma apprenderebbe secondo me, poi io faccio produzione di cartoni animati, quindi è un po' un settore collaterale ma diverso. Penso che lui si accorgerebbe, perché questo l'ha fatto anche nel suo lavoro, di come il fumetto sia interconnesso con altri media, quindi con il cinema, con le produzioni sia di cinema. Lui citava spesso Godard per il modo in cui Godard aveva in Bout de Souffle di lavorare su dei piani sequenza senza interruzione, un po' come sono le vignette di Andrea, che sono molto conseguenziali una dietro l'altra finché non ci sono delle esplosioni diverse, insomma. Davanti a quale personaggio di Andrea Pazienza lei ha detto ecco, siamo davanti a un genio? Ma l'ho conosciuto da subito, quindi direi che comunque Pentotal è la sua opera più interessante, più legata alla temperie dell'epoca, eccetera. Poi anche tutta la sequenza di Zanardi fino a Pacco, diciamo così, che è una cosa un po' strana, un po' diversa da tutte le altre, forse più cinematografica di tutte, però insomma le cose che mi sono rimaste impresse, poi sono dovuto andare anche a rivederle perché certe cose uno se le dimentica pure purtroppo, ma sicuramente Zanardi e Pentotal sono i suoi personaggi, i suoi più importanti. Un'ultima domanda, tutta la genialità di Andrea Pazienza in tre aggettivi. In tre aggettivi. Ma la prima è sicuramente geniale, sincero e incapace di valutare i rischi. Arrivava a Milano nella nostra redazione al martedì che avevamo stabilito del disegnatore, che erano 2 al mese, perché altrimenti non potevamo lavorare, dovevamo fare il giornale, dovevamo fare tutti i supplementi, tutto quanto. E lui arriva e io non lo vedo subito, lo vede Nicoletta Pardi, che era una redattrice, e mi dice: Fulvia, vieni a vedere. Io vado a vedere, c'era un'infilata di quadri con paesaggi verdi, un'infilata di e gli ho detto: scusa, ma io cosa racconto adesso qui dentro? Che didascalie ci metto? E lui mi ha guardato con quell'aria furbetta che c'aveva, che credo che abbiate conosciuto anche voi, che era una cosa simpaticissima. Mi guarda
e si mette una mano dietro la tasca del jeans e tira fuori un rotolo di disegni tutti sbertucciati, pieni di correzioni, così. E erano le straordinarie avventure di Pentotal. Io l'ho prese, avevo appena dato il via alla stampa per il numero, ho detto fermate tutto, metto 10 pagine, gli ho detto dove si può interrompere, mi ha detto sì qui, perché non c'era nessun tempo, eravamo lì proprio con la stampa sulla testa, diciamo, e allora io ho detto togliete 10 pagine che non tocchino niente, che siano complete. Togliete 10 pagine, sono in un giornale. Fulvia, 3 aggettivi per descrivere tutto il genio di Andrea Pazienza. Ma il genio di Andrea Pazienza è esploso lì e io l'ho pubblicato cotto e mangiato praticamente. Del Buono, che era il direttore, non ha visto niente, l'ha visto stampato. Qual è il personaggio a cui si sente più legata di Andrea Pazienza? Di Andrea Pazienza io mi sento legata a tutti i personaggi di cui lui mi ha raccontato, perché lui ogni tanto mi diceva adesso Fulvia ti porto una storia così, me le raccontava. Se io avessi avuto un registratore o qualche cosa per poter registrare, avrei tante di quelle storiellette, come le chiamava lui, da raccontare, che potrei fare 3 libri, 4 libri, 5 libri. Tutti i personaggi erano esattamente i personaggi del tempo, perché io quando abbiamo fatto mostre, quando abbiamo fatto degli incontri, trovavo tutti i personaggi suoi. Tutti, erano tutti personaggi suoi ed era bellissimo in quel momento. Cofimer, consorzio di garanzia collettiva Fidi, dal 1977 a sostegno del terziario. Il partner migliore nella ricerca di finanziamento più adatto a voi e nella trattativa per ottenere un fido alle migliori condizioni. Cofimer, il primo consorzio di garanzia collettiva Fidi a sostegno del terziario, in Sardegna. Siamo la più grande industria tipografica della Sardegna. Dall'81 stampiamo tutte le tirature, su tutti i supporti e con le tecnologie più avanzate del settore, garantendoti elevatissima qualità e la più totale dedizione e cura. Grafiche Ghiani, l'esperienza di una vita, l'innovazione più avanzata. Da oltre 50 anni, Publia Group è il punto di riferimento in Sardegna per la comunicazione pubblicitaria. Cartellonistica stradale, affissioni, insegne luminose, serigrafia. Trasformiamo ogni idea in una strategia efficace e visibile, con soluzioni su misura per le aziende. Dallo studio grafico interno alla realizzazione di campagne complete e materiali promozionali. Publia Group, il partner giusto per far crescere la tua impresa. Contattaci oggi e rendi il tuo brand visibile. Nel cuore della Sardegna esiste un luogo dove natura e bellezza si incontrano. È qui che nascono i vini della cantina Suentu. Suentu, vini nuovi da terre antiche. Nessuno lotta per la tua impresa? Conta su CNA. CNA, l'associazione degli artigiani e delle imprese italiane. Remosa, in attività in Sardegna dal 1955. Oggi è leader nazionale nello sviluppo del progetto Idrogeno Verde. Con Remosa, l'energia green del futuro è di casa. Fai impresa, la fai bene, meriti credito. Le garanzie diventano importanti. Il fondo di garanzia agevola il tuo accesso al credito. Se una banca ti presta denaro, hai garanzia a prima richiesta. Se ottieni 100, la garanzia copre fino a 80. La maggior parte delle garanzie è gratis. I dettagli sul sito sfirso.it. Fratelli Cellino, mettiamo la nostra qualità in buone mani. La farina per i professionisti. Nuovo molino, nuove farine. Setrand, settore ecologia. Mettiamo a disposizione la nostra struttura organizzativa fornendo un valido supporto per la gestione dei rifiuti pericolosi e non pericolosi, in linea con la nostra certificazione EMA. Dal 1979 al servizio dell'ambiente in Sardegna.
detto che gli italiani non leggono. Eccoci, il Salone del Libro di Torino è invaso da giovani di tutte le età che leggono, fanno la fila, lunghe file per leggere, per ascoltare dibattiti, per interagire, per confrontarsi. Questo forse è il vero senso della parola scritta, che diventa podcast, che diventa confronto, che diventa narrazione, che diventa il piacere di scrivere e di raccontare storie. È un salone del libro dedicato ai giovani, dedicato alla speranza, dedicato alla determinazione, che svolta pagine, letteralmente, pagine di tanti libri. E la cosa più bella è sapere di avere davanti a noi dei ragazzi che, soprattutto i più giovani, parlo tra i 14 e i 18 anni, hanno un'idea, hanno un valore ed è anche importante cercare, no, le pepite d'oro quando questa generazione sta tentando in ogni modo di convincerci del contrario, che invece c'è la possibilità. Adoro la lettura, quindi sinceramente mi piace molto l'idea anche di conoscere altre, diciamo, piccoli editori e scoprire nuovi libri, nuovi ambiti di lettura, nuovi temi. Tu? Io sono al Salone del Libro esattamente per il suo motivo. Parlavamo poco fa in treno dicendo che il bello del salone è proprio quello di scoprire anche quelle case editrici di nicchia, diciamo, più indipendenti, e poi respirare l'aria appunto immersiva dei libri con tantissime altre persone, è proprio bellissimo. Dicono che i giovani scrollano e basta. Noi leggiamo anche. Io per esempio ho acquistato giusto il Cobo poco tempo fa, prima sfogliavo, adesso sfoglio ancora, ma devo dire che effettivamente la lettura digitale ogni tanto è comoda, ma ogni tanto. No, io leggo sia cartaceo che Kindle, sì, mi piace tanto. Sono venuta con mia mamma, gliel'ho regalato a lei, è lei la lettrice di casa. Tu leggi poco? Io sì, mi ha sempre abituato da piccola, però scrolli di più? Sì, esatto. Penso che leggere, soprattutto anche chi dice che i romance non è un vero genere, penso che sia abbastanza una cavolata, perché nei libri si vede anche la crescita del personaggio in base ai suoi difetti che pensa di avere, e penso sia costruttivo. Quindi, ci si riconosce un po'. Sì, esatto, aiutano molto a vedere negli altri un difetto che magari hai anche nel te stesso e vedi come riesci a superare il personaggio. Ho iniziato in Rai un anno fa, proprio qua al Salone abbiamo presentato la mia prima trasmissione Itaca, e non credevo che poi si sarebbe arrivati a questo successo, a Under 25, a questa nuova produzione che è andata in porto grazie alla direzione contenuti digitali, ed è stato un viaggio meraviglioso. Io in 4 mesi ho girato l'Italia alla ricerca di talenti sotto i 25 anni di ogni campo, dalla musica alla scienza. Abbiamo intervistato, pensa, 2 sardi. Io con la parola emergente ho sempre avuto un rapporto estremamente difficile, anche perché a me hanno dato dell'emergente fondamentalmente fin quando non ho iniziato a carburare, e quindi so quanto può essere pesante il sentirsi dire emergente, deve ancora fare, sì, deve ancora fare, incompleto, e invece noi vogliamo raccontare la completezza dei talenti di questi ragazzi e vogliamo raccontare quanto questa completezza arricchisca noi nella nostra quotidianità, nel nostro vivere ogni giorno, anche nella piccola, veramente nella piccola scintilla che può portare il cambiamento, a prescindere da quale cambiamento avverrà, e questi ragazzi ce lo insegnano. Questo libro racconta la storia di mia nonna, la storia di una donna molto forte che si è fatta avanti come pioniera in un'epoca dove comunque la vita per le donne era estremamente difficile. Mia nonna è nata nel settembre del 1919, era la sesta di una famiglia molto numerosa, erano 7 figli che vivevano in estrema povertà. Ha iniziato a lavorare proprio da piccola, già a 6 anni, perché comunque ha dovuto abbandonare la scuola molto presto. Il fatto che comunque ha dovuto fare diversi lavori per potersi mantenere, e poi ho voluto concludere il libro quando ha aperto la sua attività e anche si è realizzata come donna sia a livello lavorativo, come piccola imprenditrice e poi come madre di famiglia. Quello che il libro vuole dare è un esempio di forza, di riscatto femminile.
Il tema del salone di quest'anno, il mondo salvato dai ragazzini, lo abbiamo declinato con una novella di Grazia Deledda. Questo anellino ci porta non solo in giro alla scoperta della Sardegna, ma alla scoperta del mondo, e noi abbiamo deciso che questo mondo dovevano scoprirlo anche i giovani e le giovani, gli studenti e le studentesse di tutta Italia, perché qui al Salone del Libro scoperta della nostra Grazia Deledda per fare in modo che non sia solo passato ma anche presente e futuro. L'Associazione degli Editori Sardi, come ogni anno, è presente al Salone del Libro di Torino dalla sua prima edizione, dal 1988, quindi questo è per noi un anno speciale perché celebriamo anche 40 anni di attività, testandoci come la rete locale della filiera del libro più longeva d'Italia, e lo facciamo anche all'insegna di una collaborazione rinnovata già dallo scorso anno con la Regione Sardegna. I nostri stand sono infatti contigui, animiamo lo spazio della Regione con la nostra produzione e quella anche degli editori non associati, e lo facciamo anche avendo allestito un programma che si iscrive nel solco delle celebrazioni delle Diane, quindi del centenario dell'assegnazione del Nobel a Grazia Deledda e del riconoscimento UNESCO appena ricevuto per le Domus Deianas della Sardegna. Ovviamente abbiamo coniugato questi due temi predefiniti dalla Regione, sempre cercando di infondere un messaggio che proviene dalle parole, che proviene dai libri di Grazia Deledda, individuando una novella molto bella, L'Anellino d'Argento, che ci ha dato il là per individuare il concept, la volta dipinta di stelle, che coniuga e si raccorda anche con il tema generale conduttore del Salone del Libro di quest'anno, il mondo salvato dai ragazzini, individuato da Annalena Benini. Quindi immaginazione, narrazione, memoria e futuro in un contesto di rinascita e di speranza. Anche quest'anno Panorama Sardo ha scelto di essere presente al Salone del Libro con l'intenzione di restituire, in uno spazio di voce e di sguardo, una pagina significativa della cultura e dell'economia dell'isola. Raccontare il territorio significa anche valorizzare quelle proposte editoriali capaci di trasformarsi in immaginario collettivo. Così accade con il nuovo numero di Topolino, dedicato ai giganti di Montebrama, presentato al Salone dalla Fondazione, nella consapevolezza che anche questa seconda uscita conquisterà lettori di ogni età. È un modo lieve e insieme potente per portare la Sardegna oltre i confini consueti, per farla entrare nelle mani dei più giovani, per farla diventare storia, gioco, scoperta. Nel suo programma scorrono oltre 48 appuntamenti che intrecciano presentazioni editoriali, proiezioni cinematografiche e interventi musicali, componendo un ritmo continuo di incontri e di dialoghi. L'editoria del Resto vive di questi passaggi, è un territorio di scambi, di temi condivisi, di comunità che si riconoscono, come accade nel solco dei tanti festival come il Festival Mediterranea, di cui il fotografo Trainito sarà ospite. Esplorare un mare che pensavamo di conoscere, invece pare di no. Ma il problema è che non lo conosce nessuno praticamente, perché anche chi come me, come tantissimi altri meglio di me, esplora in continuazione il mare, in realtà copre un grado di conoscenza bassissimo. Su moltissime situazioni, su moltissime parti del mare della Sardegna, ma dell'intero pianeta sappiamo pochissimo. È un mare in grande trasformazione, come tutti i mari del mondo, e la caratteristica della Sardegna è che va vista sia dal punto di vista della terraferma che dal punto di vista del mare. La Sardegna è un mini continente che ha navigato dentro il Mediterraneo, e le tracce di questa storia lunghissima, che ha circa 600 milioni di anni, sono sotto gli occhi di tutti, di chi li sa vedere e di chi le sa leggere. È così che nei corridoi e nel grande lingotto, che era la fabbrica laddove a Torino
gli operai producevano in catena di montaggio la vecchia Fiat, le automobili, oggi una volta all'anno si produce cultura, idee, scambi, diversità che si incontrano e tanta lettura. Possiamo dire che siamo nel bel mezzo della macchina culturale, poi cambiano gli strumenti, cambia la tecnica, che sia podcast, che sia libro, che sia qualsiasi altra forma di comunicazione digitale, e comunque sempre e soltanto la parola al centro dell'attenzione, e questa ci sarà, in un modo o nell'altro resisterà, sarà sempre il motore della cultura. Tafrus è l'antico nome delle Bocche di Bonifacio, è il canale che separa la Sardegna dalla Corsica, che è stato citato per la prima volta da Plinio il Vecchio nella sua Naturalis Historia, una delle prime opere enciclopediche. Noi abbiamo colto l'occasione per utilizzare questo nome, no? Un po' così, perché è legato strettamente al luogo da cui proveniamo, cioè dalla Gallura del Nord, quindi non Gallura generale ma Gallura del Nord. Sono nato alla Maddalena, i primi esperimenti li abbiamo fatti alla Maddalena e poi ci siamo un po' allargati oltre la Gallura a tutta la Sardegna. 30 anni di attività. Quest'anno celebriamo 30 anni di attività, però diciamo che il focus più importante lo facciamo innanzitutto sull'archeologia, grazie alla collaborazione con Paola Mancini, l'archeologa Paolo Mancini, e poi un'antica passione che è quella del fumetto, per cui c'è una stretta collaborazione con Bepi Vigna, direttore della Scuola Internazionale del Fumetto di Cagliari, e così via. Insomma. Questo libro nasce da una ricerca di Filippo Pin, che da collezionista ha acquistato degli originali di Porchedu e si è appassionato allo studio di questo artista e ha scelto lui questo titolo, L'arte che non scompare, perché l'artista è scomparso, nel senso che di lui non si sa più nulla. Sono poi sorte tante leggende. Alcuni dicono che si sia ritirato in un convento e che non abbia più dato sue notizie, ma quello che resta sono i suoi disegni, le sue illustrazioni. Lui ha illustrato per esempio un'edizione del Pinocchio che è considerato una delle più memorabili, viene collocato tra i massimi esponenti dell'illustrazione italiana. Quest'anno noi siamo voluti essere come Regione Sarda qui al Salone del Libro di Torino, una delle più importanti manifestazioni d'Europa, ritengo, non soltanto d'Italia, con la grande produzione dei nostri editori sardi, ma anche nel ricordare l'anno dell'Ediano. Un grande patrimonio per il nostro paese, che ricorda una grande scrittrice che in questo momento ci insegna che la forza delle donne, non soltanto negli 80 anni di voto alle donne, ma anche nel suo premio Nobel, neanche nel suo guardare in avanti. Quindi impresa, identità, cultura, ma anche la storia della nostra isola. Deledda però insegna una cosa: essere determinati e dare fiducia ai giovani, agli esordienti. Sì, la determinazione è importante in questo momento per i giovani, ma soprattutto la determinazione anche della politica, quindi maggiori investimenti in cultura, maggiori investimenti a sostegno dell'editoria e maggiore fiducia per il futuro. Una bambina ribelle, una donna determinata, una penna felice. Dopo 100 anni noi parliamo ancora di Grazia Deledda. Perché? È un paradosso, e un po' la Sardegna è un paradosso. Quindi, come ogni terra, si riconosce anche inconsciamente. Quindi la Deledda è un razzo, una freccia, appunto, come qualcuno ha scritto, che parte da un punto inopinato e raccoglie tutto ciò che circonda questo punto così impensabile come punto propulsore di fantasia e arte, cioè anche capacità di domare e di dominare la fantasia, e parte e va all'infinito, perché va in un punto in cui nessuno avrebbe immaginato. C'era una bimba che voleva scoprire delle grotticelle
delle grotticelle misteriose, le grotticelle di fate nascoste nelle montagne. E questa bimba a un certo punto vuole assolutamente andare, si fa accompagnare da un pastorello e finalmente conquista questa libertà di scoprire nelle montagne delle grotticelle. Io in questa bambina mi riconosco, e non soltanto io, ma anche tante donne, tante bambine, che ora si dice tante donne, perché molte di noi le hanno viste, e le hanno viste da bambini. E per noi, per me, erano uno dei luoghi preferiti, perché ci sembravano misteriosi, perché erano bui, perché gli ambienti erano piccoli, perché bisognava entrare diciamo carponi, perché erano buia. Quindi noi entravamo velocemente e uscivamo altrettanto velocemente, perché ci attirava l'entrata, ma nel nostro stato avevamo paura del buio, non lo dicevamo, ma avevamo un po' paura di Grazia Deledda attraverso i suoi libri ha raccontato delle tradizioni che per me è molto vicina, essendo norese. Da norese riconosco tutto quello che lei scrive, uno ha desiderio del silenzio, però poi ci sono luoghi così profondi, così incredibilmente meditativi, che inducono ad ascoltare il silenzio dal quale poi nascono e provengono delle idee sicuramente. Grazia Deledda è questo. Ci fa riconquistare un tempo che non abbiamo più. Lei, prima di cucinare, descrive gli ingredienti in modo poetico. Quando parla di cinghialetto, dice che arriva col suo fidanzato dentro una bisaccia, colorato col sangue, avvolto di mirto, e piano piano lo mettono nello spiedo, nel fuoco, e poi lei va a prendere dell'uva dalla soffitta che si sgrana come una collana. Questo è amore, questo è dono, questa è cucina, questo è cibo buono, perché noi dobbiamo considerare, come diceva Ippocrate, il cibo è la nostra medicina, la medicina deve essere il nostro cibo. Le nostre domus, che vengono chiamate le case delle fate, raccolgono e racchiudono dei tesori e dei segreti che racchiudono veramente l'essenza del nostro popolo e lo raccontano al mondo. Il riconoscimento UNESCO consente alla Regione Sardegna, ma anche all'Italia, perché è un riconoscimento mondiale, di esplicare la sua bellezza in tutto il mondo, e le fate, secondo noi, ci hanno messo del loro. Questo patrimonio materiale poco conosciuto rispetto al valore che ha in un contesto internazionale, non solo regionale o nazionale. È una caratteristica che punteggia il paesaggio della Sardegna da un punto di vista geografico, ma vorrei dire anche dal punto di vista culturale, perché non c'è comunità, paese, luogo della Sardegna in cui non riecheggiano ancora gli ultimi echi di quella narrazione orale che sarebbe bello recuperare, compito nostro anche come regione, in cui le Domus de Gianas avevano veramente il significato di case delle fate, come significa etimologicamente il nome dei luoghi, e a queste fate erano legate dei racconti, delle narrazioni, come ad esempio quello ripreso dalla Deledda nel racconto dell'anellino magico che da una Domus de Gianas dava al beneficiato portatore di questo anello forgiato dalle fate il dono di saper creare, di saper inventare, di saper narrare. Sono le grotticelle artificiali, che sono appunto delle tombe, che sono particolarmente preziose in Sardegna, perché su circa 3.500 che più o meno si conoscono, almeno 10% sono decorate dal punto di vista architettonico in modo raffinato, ma soprattutto sono ricchissime, diciamo, di segni simbolici che rappresentano quelle che forse erano le credenze di queste antiche popolazioni che abitavano in Sardegna.
e sono diciamo anche delle novità rispetto a quello che avviene un po' nel Mediterraneo ed è per questo che meritano di essere patrimonio dell'UNESCO. Gli autori un po' arrivano, un po' si propongono, un po' vengono sollecitati da progetti che facciamo in casa editrice, come per esempio questo libro che abbiamo appena finito di presentare, che è di due professionisti che stanno a Torino, su una figura fantastica di un personaggio sardo che era da anni che avrei voluto pubblicare, finché poi non abbiamo trovato qui al Salone del Libro di 2 anni fa l'occasione di parlarci e progettare. Oppure questo sulle Dobus de Llanas, che l'anno scorso sono state nominate dall'UNESCO Patrimonio dell'Umanità, che è nato da un rapporto con l'autore e il fotografo su cui abbiamo ragionato da anni. Oggi è una giornata importante per l'AES e per l'editoria in generale, perché nasce ufficialmente un nuovo presidio professionale che posta a tutela di una categoria che spesso non viene considerata con la dovuta attenzione, quella degli editori del territorio, che rappresentano le istanze di un comparto articolato, diverso culturalmente, ma rappresentativo di un patrimonio culturale regionale e non solo, che va comunque assecondato nella sua crescita e tutelato nelle sue diversità, nelle limitazioni che il mercato attuale in Italia sta ponendo in evidenza. Quindi siamo 8 associazioni regionali, dal Friuli alla Sicilia passando per la Sardegna, e abbiamo deciso di confrontarci in maniera strutturata, mettendo al centro le nostre peculiarità, le nostre esperienze positive, le nostre competenze, per risolvere criticità comuni e per accreditarci anche nel confronto non solo con le nostre istituzioni regionali, ma anche con le istituzioni nazionali preposte a occuparsi di politiche editoriali e del libro. Piccole e medie imprese che fanno cultura e dialogano con le istituzioni. Sì, principalmente queste 250 sigle editoriali che compongono il coordinamento sono microimprese editrici votate, diciamo così, al racconto del territorio e che trovano in questa specificità la ragione d'essere, insomma, del proprio operato, ma anche il limite del proprio operato. Proprio per questo vanno accompagnate nella loro crescita, nella loro qualificazione, che chiaramente deve avvenire seguendo anche le innovazioni tecnologiche e le caratteristiche di un mercato in continuo divenire. Perché il problema che noi vogliamo sottolineare costituendo questo gruppo, perché non si tratta di non si tratta di una unità costituita, si tratta di un accordo, di un'intesa, di un rapporto tra, come dire, associazioni, quindi le persone che compongono, gli editori che compongono l'associazione tra di loro, per avere degli obiettivi. Questo è molto importante perché questo consente ovviamente che ciascuno mantenga le specificità tipiche della regione in cui opera, che naturalmente ci sono, quindi non si possono, perché sennò poi si farebbe uno statuto valido per tutte, ma naturalmente nessuno sarebbe contento di questo. Quindi c'è autonomia ma coordinamento. Questi due aspetti vanno di pari passo. Il coordinamento sicuramente consentirà di condividere iniziative a favore di tutta la filiera per far conoscere le produzioni editoriali degli editori, ma soprattutto per affrontare le criticità del settore e in primis per poter portare avanti azioni condivise verso le politiche culturali delle istituzioni regionali, che devono deliberare o leggi laddove mancano per l'editoria, oppure provvedimenti a sostegno del settore non in termini assistenzialistici ma in termini proprio di aiuto allo sviluppo del settore editoriale. C'è più che mai bisogno oggi di far sentire alta e forte la voce di tutti i territori, fossero anche quelli più di nicchia, e quindi anche delle case
editrici minori e indipendenti. Quello che dobbiamo evitare è che il mercato della cultura si monopolizzi intorno a pochi grandi potentati e che quindi anche il discorso pubblico finisca appannaggio soprattutto di chi ha il potere politico, ma non solo. E quindi diciamo, le case editrici minori svolgono un ruolo fondamentale ed è giusto e sacrosanto che una politica che abbia a cuore il recupero del rapporto tra le opinioni pubbliche, i territori e la politica medesima si faccia carico di dare forza e voce a questa rete. Però la cosa più importante è che queste case editrici minori, dette impropriamente minori, consapevoli del loro ruolo, facciano rete. Quindi ben venga l'iniziativa che avete fatto qui al Salone del Libro. Noi siamo giornalisti. L'indipendenza del giornalismo è parte integrante di un ruolo che aiuta il pubblico e noi stessi a smascherare, no? Ciò che sta fra le righe e aiutare tutti noi a rileggere le sue pagine del suo ultimo libro. Ci aiutano a rileggere con un po' più di attenzione e aiutarci a reggere un manuale di spirito critico. Lo possiamo interpretare anche in questo modo? Assolutamente sì, per le ragioni che abbiamo appena detto. L'informazione è sempre più inquinata e eterodiretta da grandi conglomerati digitali che ormai fanno il bello e il cattivo tempo e soprattutto avvelenano i pozzi ai quali purtroppo un'opinione pubblica poco informata continua ad attingere. Quindi noi che facciamo informazione abbiamo una responsabilità in più. Dobbiamo mantenere alta l'attenzione e la vigilanza, rafforzare il nostro spirito critico e soprattutto mostrare un grande amore per la libertà e per l'indipendenza, che è la garanzia perché una opinione pubblica ben informata abbia a cuore la democrazia. La pluralità è il sale della democrazia, lo sappiamo, e l'editoria ha un ruolo molto importante in questo, anche perché sembra che sia una cosa in estinzione ormai, invece non lo è affatto, perché le più recenti ricerche dimostrano che il libro non è più soltanto un prodotto, come uno pensava si avviasse a essere nell'era di internet, un prodotto di nicchia, no, è una cosa che sta diventando un prodotto di nicchia larga e nella nicchia larga si infilano molto i giovani. Ecco il senso della pluralità dell'editoria. Se devo dire una cosa in più aggiungo che in Sardegna questo senso è molto più sviluppato che altrove. La Sardegna tuttora è una delle regioni con un altissimo indice di lettura ed è una regione che si caratterizza proprio perché i giovani che si dice vanno via dalla Sardegna, almeno quelli che rimangono invece si caratterizzano per questo amore, forse per la lettura, forse perché in Sardegna ci sono tante cose da scrivere, tradizioni orali invece tante cose da scrivere che non si conoscono né in Sardegna né per chi le conosce chi viene da fuori. Giovani scrittori, alcuni più talentuosi, altri magari un po' più acerbi, ma tanti che si cimentano nella scrittura. Sì, anche questo è un segno molto incoraggiante, perché i giovani sono, come dire, un tempo si parlava, ai primi tempi di Michela Murgia, di Marcello Foisi, pionieri di Rinascimento sardo. Nel senso che la cosiddetta cultura italiana, letteratura italiana,
aveva non scoperto ma relegato in un angolo le cose che venivano da quest'isola, dimenticando che proprio in questo salone si parla molto di Grazia Deledda, dimenticando che invece è la Sardegna va molto da dire e molto da raccontare. Al Rinascimento sardo ha fatto seguito una esplosione. Io lo ricordo per anche una piccola esperienza, ho lavorato per tanti anni e lavoro ancora per il Corriere della Sera. Un giorno il mio editore mi ha chiamato e mi ha detto: cerchiamo uno scrittore che parli della Sardegna. Ho detto: ma io non sono adatto, io faccio il giornalista, non ho il passo dello scrittore. Poco dopo è partita questa grande esplosione del post-rinascimento sardo, che è la riscoperta, come hai detto tu, di tantissimi autori giovani e tutti peraltro di successo. Giovani e meno giovani, Bianca Pizzorno meno giovane in vetta alle classifiche per settimane, ma anche altri autori molto molto giovani sono lì, sono sempre fra i primi 10 che vendono in Italia. Salone del libro, tanti libri, ma poi i libri vanno letti. E dove li leggiamo? Nelle biblioteche. Assolutamente, la Regione Sardegna sostiene le biblioteche e la lettura, ovviamente. E quest'anno partecipa al Salone del Libro con una novità. Il Polo Bibliotecario Regionale infatti si arricchisce di un servizio offerto agli utenti, che è il Sebine AI, che domani presenteremo in collaborazione con Dot Beyond, e che è un agente conversazionale che utilizza l'intelligenza artificiale per dialogare con il catalogo. Quindi agevola quello che è il processo di ricerca degli utenti all'interno del catalogo dell'OPAC e consente di raggiungere anche dei risultati per attinenza di argomenti non solo attraverso le parole chiave, ma costruendo proprio un dialogo anche fatto di approfondimenti con questo sistema innovativo. Sarà più facile per noi andare a cercare il nostro libro preferito. Assolutamente. Quindi vi aspettiamo all'interno del sistema bibliotecario regionale e vi chiediamo insomma di provare anche questa novità che sicuramente arricchirà l'esperienza dei lettori. È un sistema innovativo appositamente dedicato oppure è una novità assoluta? Esiste sul mercato altrove? Allora, sappiamo che è stata fatta una sperimentazione prima di noi su una piccola biblioteca, ma in realtà è la prima volta che viene applicata ad un polo bibliotecario regionale di questa dimensione, quindi siamo un po' pionieri in questa esperienza. Da cosa è nata l'idea? Allora, quest'anno abbiamo rinnovato il servizio, o meglio nel 2025 abbiamo rinnovato il servizio di affidamento della gestione di tutto il catalogo del sistema bibliotecario per il polo bibliotecario regionale e tra diciamo, le proposte e il dialogo con la Dot Beyond ci è stata suggerita questa opportunità di un dialogo nuovo da impostare con proprio il catalogo attraverso l'utilizzo dell'intelligenza artificiale e degli agenti conversazionali. Quindi diciamo, abbiamo colto questa suggestione e lavorato con loro fino allo sviluppo di uno strumento che fosse coerente con quella che poteva essere la nostra esigenza e la nostra idea di offerta ai lettori di uno strumento innovativo che consente un dialogo più efficace rispetto alla sola ricerca per parole chiave. Quando sarà applicabile? È già attivo. Gli utenti possono accedere al sistema Bibliostar e appare subito un messaggio che invita alla scoperta del catalogo attraverso l'utilizzo di Sebine AI. L'abbiamo attivato il 6 maggio. È pienamente funzionante e gratuitamente offerto dalla Regione Sardegna a tutti gli utenti delle biblioteche. Al Salone del Libro si parla di tanti libri, di tanta scrittura, ma sappiamo ancora scrivere in tempi di intelligenza artificiale? Ma io credo proprio di sì, soprattutto perché l'intelligenza artificiale non fa nient'altro che cercare di copiarci, ma non si può copiare l'umano, soprattutto non si può copiare l'animo umano. Se continuiamo a cercare le storie dentro di noi, nella profondità delle nostre cicatrici, allora non abbiamo da temere nulla, da nessun tipo di artificialità.
Quello che non è cambiato è il rapporto tra autori e editori. Io dico sempre a tutti i miei autori che i primi che devono credere nel libro che viene pubblicato sono loro. Senza il loro apporto fondamentale non c'è pubblicizzazione, non c'è mercato, e l'editore purtroppo ha bisogno di un mercato, quindi deve pubblicare qualcosa che si venda. E quando tu fai capire questo agli autori si forma una bella, diciamo, alchimia, sì, e quindi si va spediti, si vendono i libri, si fanno le presentazioni e diventa tutto molto bello e appassionante. Devo dirti, la passione è sempre la stessa di quando abbiamo aperto, nonostante tutte le difficoltà. Cambiamenti tantissimi dal punto di vista tecnologico, soprattutto l'agevolazione dei mezzi di comunicazione, da internet, da posta elettronica, cosa che una volta ci obbligava a mandare le bozze di stampa su e giù con corrieri avanti e indietro. È tutto molto più veloce, molto più rapido. E iniziamo a essere anche più conosciuti sul territorio nazionale con alcune delle collane che pubblichiamo, tipo la collana dedicata a Garibaldi, e devo dire che ci dà molta soddisfazione. Rappresentiamo nel nostro piccolo il territorio, in particolare l'arcipelago della Maddalena. Abbiamo molte collaborazioni con l'ente Parco della Maddalena, con il quale abbiamo ideato una collana dedicata alle isole minori, non solo dell'arcipelago, perché abbiamo pubblicato anche dei volumi sul resto della Sardegna, tipo San Pietro, Capoforte. E insomma, il lavoro è sempre molto impegnativo, la casa editrice è cresciuta molto, adesso contiamo circa 250 titoli, non sono tantissimi, però è già abbastanza rappresentativa. Ricerca e messa a sistema dei dati che attraverso questa ricerca, che è nel DNA della Elisso. Non so quanti riescano a percepirlo, però è veramente la parte che ci connota e che rende i libri solo un momento, ma la parte più consistente è quello che in questi 40 anni si è proprio ritrovato e storicizzato, catalogato e messo in dialogo, e quindi la banca dati che è stata costituita attraverso questa ricerca sul campo capillare in ambito regionale, nazionale e internazionale, perché è una ricerca che è andata dove ha voluto e noi l'abbiamo inseguita strenuamente, pensando e cercando di ricucire le fila di Antonio Ballero, di Bernardino Palazzi, di Salvatore Fancello che è arrivato in America, di Nivola, di Maria Lai, ma di tanti anche intellettuali di cui ci siamo occupati. Ed è la parte più interessante e più stimolante, ecco, del lavoro. Il buon editor asseconda la personalità del singolo autore. C'è l'editing appiattente, intendo dire, che è quello che applica gli stessi criteri agli stessi autori. Ogni autore ha la propria personalità. L'editor sensibile, e che fa bene il suo mestiere a mio giudizio, è quello che parte dalla personalità, quindi dallo stile dell'autore, e tenta appunto di renderlo, diciamo così, perfettibile, comunque di imprimere un miglioramento al materiale su cui sta lavorando. In gioco tante competenze, tante funzioni, tante operazioni che riguardano la resa letteraria del testo, se parliamo di narrativa chiaramente. Poi c'è l'editor di saggistica, c'è l'editor in misura minore di poesia perché è meno toccabile, insomma è una professione misteriosa ma anche vasta nelle competenze che implica e che richiede. E ogni mestiere ha il suo linguaggio e quindi bisogna studiare, imparare, prima di tutto osservare cosa si è fatto, cosa fanno gli altri. Quindi la mia passione fin da ragazzo è stato frequentare biblioteche e librerie, e poi da grande mi è venuta voglia di fare quello che facevano gli altri, cominciando da ciò che mi circondava, ossia l'ambiente, i racconti delle famiglie e soprattutto la lingua.
e mediando tutto il locale con l'universale. Quindi abbiamo cominciato a fare libri mutuati dalla letteratura universale, le fiabe le più conosciute, quelle classiche, per poi avvicinarci anche a ciò che caratterizza il raccontare la letteratura impropria della Sardegna, che è prevalentemente orale. E essendo la lingua sarda una lingua di tradizioni scritte lontanissime, ma con poca letteratura moderna, molta poesia, ma quasi nessuna prosa, il nostro lavoro è stato quello di lavorare sulla prosa, soprattutto per bambini che sono l'anello più debole della trasmissione linguistica. Quindi libri per bambini a non finire e a colori per renderli allegri e proiettati verso il futuro. Quindi ci siamo inventati in un angolo della Sardegna che è Nuoro un lavoro che è tipicamente delle grandi città e dei grandi numeri, e quindi un lavoro del genere fatto da una cooperativa senza scopo di lucro richiede molta abilità nel fare i grafici, i traduttori, gli organizzatori, i promotori, i cercatori di talenti, i raccoglitori di proposte, quindi un bellissimo lavoro che mi ha aperto al mondo e mi ha aperto a conoscere persone che non avrei mai conosciuto, a volte in maniera trasversale, casualmente. Ho conosciuto illustratori e autori a conferenze, presentandosi alla fine dopo averli visti ascoltare attentamente. Io sono un illustratore, io sono un autore, vuol vedere ciò che faccio. Solitamente si dice ma no, lasciamo stare. Invece io sono sempre stato attento a scoprire nuovi talenti e nuove energie, a partire dalla periferia, perché spesso è un lavoro, quello dell'editore, che la gente identifica con Milano, Roma, si può fare anche in campagna con i mezzi di oggi. L'importante è avere il pallino e avere il naso, diciamo, in tutti i sensi aperti. Per quanto concerne quelli che sono gli obiettivi che ci si prefigge, direi che ovviamente in alcuni casi sono molto dissimili l'un dall'altro. Io rispondo per me. Io faccio l'editore, o meglio l'editrice, perché è una cosa che mi piace fare. Spudoratamente sono in grado di affermare che non vado eccessivamente con attenzione a quello che può essere un interesse economico. Se il libro mi piace, mi interessa l'argomento, lo faccio comunque. Vale la pena fare l'editore e quindi fare editoria? Obiettivamente ci sono vari ostacoli, ma se si crede effettivamente in quel che si fa, non c'è ostacolo che tenga. Più di 40 anni di casa editrice, un orgoglio. Alle sue spalle ci sono tanti titoli, ma il catalogo ne vanta più di 1000. Diciamo 45 anni, perché ho iniziato nell'81 e quindi tanti libri rispecchiano quella passione, quella voglia di raccontare la Sardegna a 360 gradi, cioè una Sardegna inesplorata. Quando penso che nell'81 è venuta la prima guida di Carlo Tronchetti su Nora, e poi siamo andati avanti fino a raggiungere ben 70, diciamo che abbiamo supplito a un ruolo della regione, perché i monumenti sono della regione Sardegna e noi ci siamo arrivati grazie anche alla lungimiranza del direttore della collana di Alberto Moravetti, che mi ha seguito dall'inizio nel settore dell'archeologia, è stato, come dire, il fondatore, mettiamola così, il fondatore del settore dell'archeologia, perché anche per lui la passione, l'amicizia, la voglia di raccontare agli altri ci ha portato a produrre ben 70 guide, tutte realizzate da o accademici o diciamo, cultori della materia, più che cultori, professionisti della materia, oppure chi aveva scavato quel monumento, oppure chi dirigeva quel museo. Quindi quella, diciamo, che è il settore. E poi viene fuori la storia con Cesare Casula, e poi viene fuori la natura con un pianto professore Ignazio Camarda, quindi voglio dire tanti settori
quasi tutti, e poi la saggistica, i romanzi, settori diversi. Ecco, il bello di questa professione, così dobbiamo chiamarla, è che ogni giorno ti incontri con un autore diverso, quindi non è tanto pubblicare sempre lo stesso libro, ma variare su 1000 più titoli. Se io non avessi fatto l'editore, avrei fatto volentieri l'archeologo, perché scoprire, come nel libro, i talenti, scoprire la Sardegna in tutte le sue come dire, bellezze, in tutte le sue specificità, in tutte le sue come dire, storie infinite, storie millenarie, storie che ti avvolgono e ti conquistano, così come tanti autori hanno fatto producendo tanti titoli a disposizione dei lettori. Si chiude un salone del libro. La Sardegna è arrivata a Torino con una storia, la storia ribelle di una bambina che vuole conoscere una Domus de Janas. È una grotticella nascosta nelle montagne, scavata nella roccia. È una storia, come tante delle storie che si raccontano al Salone del Libro. La verità è che forse dovremo imparare tutti a non smettere di sognare, a non smettere di leggere e a conquistare la nostra libertà di imparare tante e tantissime cose nuove.